Queste aziende che sono sull'orlo del baratro, non voglio esagerare, ma davvero sono in grossa difficoltà, se vengono maggiormente ingessate, come paventa il decreto dignità, non hanno altra alternativa che chiudere. Un provvedimento che rischia di incidere pesantemente su un'economia che solo in parte si è ripresa dalla lunga stagione di crisi. È una sonora bocciatura al giudizio del presidente degli industriali veneti Matteo Zoppas sul decreto dignità del ministro per il lavoro Luigi Di Maio. Critiche da Confindustria anche all'intenzione dichiarata dal governo di ripristinare le chiusure domenicali per molte attività commerciali. Le aziende sono meno impattate, sono impattate più indirettamente perché forse sono più commercio, confesercenti che hanno questo tipo di contraccolpo. È chiaro che per noi la flessibilità in questo momento non va toccata. Meno tempo per vendere i nostri prodotti significa anche vendere meno prodotti nella maggior parte dei casi. Positivo invece il giudizio sulla reintroduzione dei voucher. Le nostre imprese hanno bisogno di flessibilità, sostiene Zoppas. Ridurre questo parametro significherebbe renderle impotenti in un panorama già durissimo di concorrenza con l'estero. Quando ci sono delle situazioni di crisi dalle quali non siamo usciti, o meglio il risultato dell'1,5-1,7 di previsione di aumento del PIL è dato da tante aziende che tirano e tante che invece sono in grossa difficoltà. Queste aziende che sono in difficoltà, più sono in difficoltà in un'economia volatile e variabile, hanno bisogno assolutamente di strumenti di flessibilità. I voucher naturalmente vanno in questa direzione.